Ioani, 10 anni dopo, sono in 1000, forse un po' meno, di tutte le età i musicisti che si sono riuniti a Vallà per suonare insieme ai Los Matadores la canzone diventata il simbolo del tornado che devastò 10 anni fa la frazione di Riese Pio X. Ero sull'orto per arare i succati. Tu ne dai a 3 botti, mega fatto sigare. Sarai finestre se qual temporale. Un brano, Ioani, composto sulla scia di Domani, la canzone realizzata dai più famosi cantanti italiani dopo il terremoto dell'Aquila del 2009. A Vallà fortunatamente non ci furono vittime, ma la devastazione fu simile a quella di un sisma e la band riesina, diventata famosa proprio a partire da quel brano, nel decennale della tromba d'aria ha chiamato centinaia di strumentisti a suonare tutti insieme Ioani e registrare un nuovo video. Musica, allegria e sorrisi nel segno della solidarietà e della forza di un paese di rialzarsi, proprio come ha fatto Vallà, grazie anche alla vicinanza e all'aiuto dei tanti che si sono rimboccati le maniche per dare una mano. Butto l'occhio dentro greppia, vedo a testa delle bestie, caponari dei comici, fulminai dei tralicci. Cosa esisti tralicci? Ecco quindi che l'evento non poteva che essere benefico. I fondi raccolti infatti verranno devoluti ai cittadini bellunesi che lo scorso autunno hanno subito i danni della tempesta Vaia.